Giorno 33. Stanotte ho fatto veramente fatica a dormire. Il cielo lampava, sembrava uno strobo. Mi domandavo se fosse una discoteca, ma no, era un temporale non troppo distante. E io ero accampato sotto dei pini fragili che immaginavo e sognavo mi cadessero addosso. Per fortuna non è successo. E ho raggiunto in un battibaleno Borgomanero, dove sono stato ospitato da Mattia, che non avendo la possibilità di portarmi a casa si è organizzato con un amico che mi ha messo a disposizione una camera in un hotel in centro. Poi ho fatto un giro pensando di visitare Borgomanero e invece è stato Borgomanero a visitare me. Poi ho assaggiato i brutti ma buoni, dei dolci tipici di Borgomanero, e sono stato invitato a cena a casa di Martina, la ragazza di Mattia, che proprio oggi compiva 21 anni.